Sindaco, danni erariali. Lei ha convocato oggi i giornalisti per fare chiarezza su che cosa in particolare? Visto che sono uscite voci su quella che è la chiamata in giudizio è dell'ex sindaco Firetto e del dirigente degli affari finanziari pro tempore in ordine a un contestato danno erariale da parte della Corte dei Conti che li cita in giudizio e rende nota la cosa anche a noi, presumo per darci la possibilità di un intervento adesivo ove possibile o comunque rafforzativo delle istanze sempre del procuratore generale della Corte dei Conti. Penso sia giusto evitare questo stillicidio di rincorrersi di voce eccetera e fare un attimo di chiarezza sulla situazione, su quello che è successo, perché uno dei nostri primi punti di realizzazione del programma era proprio quello di rendere il Comune una casa trasparente, di fare un'operazione verità su quella che era la situazione del Comune di Porto Empedocle, che in effetti appariva confusa come in effetti era, e su cui andava fatta assolutamente chiarezza. Quando noi ci siamo insediati non si comprendeva bene ancora quale fosse la situazione, soltanto ieri abbiamo deliberato il rendiconto dell'anno 2015 proprio per le difficoltà di ricostruire ciò che fosse successo, e quindi mi sembrava anche giusto rendere noto tramite gli organi di stampa e abbiamo aperto anche la possibilità di intervenire ai cittadini, rendere noto a tutti quali fosse l'effettiva situazione. Ecco, lei parlava di città che sta vivendo momenti particolari, difficili. C'è un problema che si rivive, quello dei netturbini. Sì, devo dire che appunto le proteste dei netturbini attuali dipendono proprio dal fatto che gli arretrati lasciati insoluti e l'impossibilità di provvedere ai pagamenti reclamati in modo totale ha determinato anche per loro questo stillicidio di rimesse, anche se noi da dicembre a questa parte siamo riusciti a assicurare loro almeno il pagamento di una mensilità, perché appunto appena insediati abbiamo trovato un buco di tale nei conti e nelle casse che per 5 mesi non erano stati pagati né loro né gli impiegati. Quindi da dicembre dell'anno scorso, con cui siamo riusciti a mettere un punto dopo appunto la dichiarazione di dissesto alla situazione, ad oggi sono stati pagati mensilmente e regolarmente. C'è una lettera inviata dalle ditte anche alla Procura della Repubblica, ne ha conoscenza? Ma certo che ne sono a conoscenza, perché l'ho preceduta io, cioè io e anche il RUP, il responsabile unico del procedimento, perché evidentemente se questi operatori scioperano perché non sono stati pagati, intanto dobbiamo vedere se è vero che non siano stati pagati, quali somme sono state destinate ai pagamenti su 2.900.000 euro che noi abbiamo erogato in 15 mesi, quali somme siano state destinate ai pagamenti di questi lavoratori, perché se io, che non entro nel merito di una gestione privata, do 2.900.000 euro e loro fanno altro, non pagano i dipendenti che poi mi fanno a singhiozzo scioperi selvaggi, non autorizzati, eccetera. C'è anche una questione di sciopero di servizio pubblico essenziale. Io voglio dire, va programmato, c'è una procedura di raffreddamento, non che dall'oggi al domani. Fra l'altro loro avevano dato assicurazione al signor prefetto di stare tranquilli fino a darci la possibilità di trovare un'altra mensilità fino al 2 novembre, e invece il 25 così non si capisce perché. Ora non si può un servizio come quello dei rifiuti che lede e mette in pregiudizio la salute pubblica giocare come in questo modo. Purché si dia una risposta a questi padri di famiglia, però una risposta concreta. Sì, ma la risposta concreta noi stiamo chiedendo ai contemporanei, non è che non sono pagati, sono stati pagati, il problema è di arretrati. Che poi l'imputazione avvenga da dicembre 2015 e non da luglio 2016, da quando sono arrivata io, perché noi abbiamo seguito la cronologia delle fatture, non significa che da questa amministrazione non siano stati retribuiti, perché 2.900.000 euro, circa un terzo del bilancio comunale. Quindi in virtù di questa particolare attenzione che hanno ricevuto da questa amministrazione, dovrebbero evitare, soprattutto in un periodo delicato come quello delle elezioni amministrative regionali, di fare senza nessun preavviso queste forme di protesta, e non si comprende quale sia il fine, essendo loro consapevoli
consapevoli della situazione delle casse, perché si informano giornalmente alle casse del comune di Porto Empedocle, consapevoli del fatto che avevano assicurato a Sua Eccellenza il Prefetto che fino al giorno 2 attendevano se noi riuscivamo a pagare. Noi in questo momento centelliniamo le risorse.